C'è chi dice che con una legge elettorale proporzionale questa eccezione potrebbe assurgere a sistema. Io credo che sia necessario rifare una nuova legge elettorale. Vorrei ricordare a tutti che mentre tutti parlano e nessuno fa la legge elettorale, noi a suo tempo come Italia dei Valori abbiamo raccolto 1.200.000 firme di referendum per fare la legge elettorale e cambiarla quella attuale. Io credo però basterebbe che rispettassero 1.200.000 cittadini che hanno depositato in Parlamento una legge elettorale e cominciassero a discutere di quella e dire perché non rispettano la volontà dei cittadini. La verità è una sola, è che vogliono mantenere questo porcellum che garantisce di andare in Parlamento a ognuno agli amici suoi senza che i cittadini possano scegliere chi mandare in Parlamento e soprattutto chi mandare a casa, magari qualche progiudicato di troppo, magari condannato a 4 anni per evasione fiscale, a cui il Ministro degli Interni invece di perseguirlo va a fare solidarietà contro i magistrati che l'hanno condannato. Mi riferisco a Alfano.